Va ora in onda Cosa si mangia oggi? Appuntamento giornaliero con la buona cucina, con Bruno Zanette e lo chef Armando Zanotto. Un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio. Caro Armando, anche oggi sei qui con me. Che piacere sentirti, vederti e poi sentire le tue poesie di cucina. Io le chiamo poesie perché come le racconti. Bisogna che scrivesse, ma purtroppo Bruno le deve suonare che vengo qua da te, che mi viene fuori al momento. E devo dire deve suonare che ne viene fuori al momento, come un corso per che venga fuori una. Le viene ben le tue ricette. Sì. Tu mettere quelle che le mostra sulle TV nazionali. Mamma mia. Noi altri diciamo proprio le nostre robe certo. Qua. E anche andiamo alla ricerca di facilitare le nostre ascoltatrici di dare sempre queste ricette semplici. Così che te puoi anche farle, mi capisci? Allora ricordiamo sempre che basta digitare Veneto Globe sul cellulare e ci vedono e poi possono rivedere tutte le ricette. Andate in streaming, vanno in streaming. Esatto. Bene, la ricetta di oggi è la salsa di uova con fegato di anara. I uovi col fegato? Pensa che abbinamento. Se non è quel di anara, può essere anche quel di poastro, che non cambia niente, solo quel di anara è più gustoso. Quei che sulla radio non le può vederne, però ne conosce. Sì. Però basta guardarne per capire. Siamo sani, mangiamo bene, mangiamo anche un pochettino di più del solito. Sì, che non si dovrebbe, però alle volte eccedere un po', va sempre bene. Bene, per gli ingredienti 4 persone, come sempre, 3 rosse d'uovo sodo, 2 fegatini d'anatra, una piccola cipolla, un cucchiaio di prezzemolo finemente tritato, 3 cucchiai d'olio extravergine d'oliva, mezzo calice di vino bianco prosecco secco e un cucchiaio di aceto di vino rosso, 8 fette di pane tostato al forno, sale e pepe appena macinato. Ecco, vedete che anche oggi pochi in questa ricetta. Ingredienti semplici, reperibili, questo sarebbe la roba. Certo. Quindi procedete... Chilometri zero. Sì, chilometri zero, bravo. Che metri zero. Sì. Centimetri zero. Ecco. Quindi la ricetta, il procedimento è questo. Preparate le 3 uova sode, come che savete cucinare. Poi ne ricavate solo la rossa, il tuorlo. Lo tenete lì vicino. Nel frattempo tagliate a pezzi. Quante uova? 3 rosse di uovo. Mi raccomando, frega in 4 che quando che dopo non è maniera. Non cambia niente, anzi dà più sentore del gusto dell'uovo. No, uno lo mangia subito così non gli capita di restare con uovi sol, capisci tu? Va bene. Ecco. Ok, nel frattempo tagliate il fegato a tutti i piccoli pezzi, quello dell'anatra, lo sciacquate per bene e mettete a bagno nell'acqua e aceto per 15 minuti per togliere un po' la parte un po' freschinosa. In una padella capace fate appassire la cipolla con l'olio, unitevi i fegatini d'anatra, precedentemente scolati e cuoceteli per 10 minuti a fuoco molto dolce. Annaffiandoli con il vino prosecco, che lascerete evaporare, salate il tutto con sale e pepe quanto necessario, togliete dal fuoco e versate questo fegato così ricavato nel frullatore e unite a questo composto i rossi di uovo e il prezzemolo, frullate ancora una volta il tutto, ottenendo un composto così cremoso, piacevole. Se questo composto risulta un po' eccessivamente denso, unitevi un goccio di olio e esonte anche magari un giossetto di aseo che viene un fiatin agro che le è piacevole. A questo punto qua che vi ottenuto questa bella cremosità, mettete i crostini di pan, i portate in toia e cosa fai? I crostini con questo bel patè, chiamiamolo patè, questa salsa di uovo che è una cosa un po' anche strana. E lei cominciai, si diverte, perché se no che prepariamo, caro Bruno, tutto quanto.
che come chi arriva in magna, bisogna metterli anche un po' a fare conoscenza col prodotto. Sì. E quindi ti presenti, cara ascoltatrice, una coppa con questa bella salsetta di uovo. A me varia anche un'altra idea. Sì. Oltre alla coppa con la salsetta, di presentargli anche il libro di Armando, anche metterglielo là come omaggio, una serata fatta con gli amici, vale la pena di regalargli anche il libro di Armando. Certo. E poi lo vede il libro, eccolo qua. Vedi, e poi col pane. Il Veneto che ti fa gola. Esatto. Il Veneto che ti fa gola. E poi con i tocchi del pane, ciappa con la punta di un corteo, un po' di sta salsa, di questa crema, di questo patè, e spalmeste bene, fete generosamente con questo prodotto qua. E poi dolcemente le sentite gustare nelle vostre papille gustative. È una cosa talmente semplice, però dice... Porco can, ma sto qua mi pare un patè di foie gras, sai che i famosi patè che dice in Francia, tutti Bruno? francesi. Sì, francesi. Ma che non viene robe buone qua, basta prestarsi, viene fuori. Adesso che c'è il periodo delle oche, boia miseria, te fate che i patè di fegato d'oca, che qualcosa è favoloso, con le nostre oche non strane, non occorre che mi arrivi da Francia queste robe qua. Ma ti su, là, al Trepanocce, vedi tu anche le oche che mi avanti in Rio? No. Sarebbe da Moarghina, se potrebbe fare un bel percorso, fare un seraglio, sai cosa che i seragli, no? Sì. Noi si recinta tutte queste oche e dopo mandarle a passeggiare nei colli di Conegliano e a sera a educarle, di farle rientrare nel seraglio. Magari passando dalla cucina. Sì, ecco, e se ferma a mangiare magari un po' che è roba che viene da buttare via. Meraviglioso Bruno, meraviglioso. Ecco. No, ma ti te lascia, ma il Tempio della Ristorazione che Trepanocce, sì. Siamo qualcosa di pubblicità anche. Grazie, molto gentile, grazie. Il Tempio della Ristorazione. Perché lì dentro ci sono le tue fatiche, i tuoi sacrifici, sì. le tue lotte, le tue noti a pensare a cosa fare l'indomani. Molte notti vissute proprio nel creare o preparare le cose per il giorno successivo. Perché i clienti vengono se trovano delle novità, certo. Poi si tu stufano poi. Sai Bruno, che tu sai che nel silenzio, se tu diciamo fisicamente, che ti sembra un uomo fisico pieno di forza, quindi ti fai tu bei 18 ore al giorno, ti sei ancora stanco, questa è una prova importante. Ma sai cosa che ho sbagliato qualche anno fa? Mi è venuto in mente un giorno di pitturarmi la barba di bianco. No. Ma porco canno, a essere stata bianca. Ma è bella, è sempre fascinosa lei. Vabbè. Vedi tu la regia che l'hanno di taglia. Ecco. Ma noi altri l'avevamo raccontata la ricetta oggi. Sì, tutto a posto. E allora le nostre ascoltatrici che sono lì, le ricordiamo di andare su Veneto Globe e trovate non soltanto la nostra voce ma anche la nostra immagine. Esatto. Così può dare dire, e il giorno dopo i sopportiamo ancora e i sentiamo ma i vedremo anche. Ciao cari ascoltatori e ascoltatrici. Ciao Bruno, buon appetito Armando, a tutti. Buon appetito a tutti. Avete ascoltato Cosa si mangia oggi? Con Bruno Zanette e lo chef Armando Zanotto. Appuntamento a domani.